sabato in mattina insieme a un Baldo Scarantino. Oggi abbiamo ospite, un gradito ospite, che è l'architetto Pasquale Tornatore. Buongiorno. Allora Pasquale, io ti ho invitato perché qualche settimana fa ho seguito un'accesa polemica che ha innescato una tua lettera, un tuo intervento pubblicato sul quotidiano La Sicilia. Ci vuoi insomma brevemente introdurre l'argomento e poi man mano ti dico subito che noi usiamo nella nostra trasmissione insomma a chiacchierare con i nostri ospiti, non c'è una scaletta impostata, quindi diamo la massima libertà di espressione e di pensiero. Mi causa pennello, io sono un amante del jazz, ho suonato anche quando ero giovane e poi ho organizzato concerti, e il jazz si basa un po' sull'improvvisazione, nel senso che dato il tema base poi si improvvisa, e dalla condivisione o dall'empatia tra i musicisti, in questo caso tra me e te che conduce la trasmissione, vediamo che cosa uscirà da questo colloquio di oggi. Quindi, intanto vi ringrazio per avermi invitato, mi fa molto piacere. Sapevo appunto di questa radio, di Radio Amore, sono molto proprio per le emittenti radiofoniche, questa radio insieme a qualcun'altra del nostro territorio continui la sua attività. No, per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto, quindi il dibattito a volte acceso, a volte polemico, a volte nervoso e scomposto, che è nato da questa mia nota sull'intervista rilasciata dal prefetto al quotidiano La Sicilia, mi pare il 9 di agosto. Io devo dire la verità, non pensavo intanto di far scaturire tutta questa polemica, che da un lato mi ha fatto piacere, nel senso perché ho notato anche per dei commenti dei riscontri che ho avuto anche direttamente incontrando delle persone per strada o anche per messaggi che ho ricevuto, ha risvegliato un poco di interesse a occuparsi di quello che sta succedendo nel nostro territorio dal punto di vista politico, sociale, economico e anche culturale. Dall'altro alcune reazioni nervose e scomposte stati anche degli attacchi personali ai quali io non ho voluto nemmeno rispondere, anche perché hanno risposto per me persone che per fortuna riconoscono da tanti anni. No, sostanzialmente è successo questo. Io appunto quella domenica ricordo di aver comprato come ogni giorno il quotidiano La Sicilia, sono uno che cerca di informarsi molto, anche perché di mestiere lavoro nella comunicazione da 26 anni, comunicazione che è più che altro marketing e pubblicità, però ovviamente cerco di informarmi al meglio. E quindi quando ho aperto La Sicilia quella domenica e ho visto a tutta pagina questa intervista al prefetto Carmine Valente da cura del giornalista Giuseppe Scibetta, devo dire che ho avuto un sussulto. Perché? Perché appunto è da anni che io ovviamente conosco un po' anche i personaggi e le situazioni che venivano descritte in questa intervista, e sinceramente ho detto questa volta devo parlare, devo dire la mia. E quindi ho espresso per chi ovviamente non ha letto, non sa che cosa conteneva questo articolo, in grande sintesi il titolo dell'intervista era il rilancio del territorio, e il prefetto ha iniziato parlando della zona franca per lo sviluppo e la legalità, che è un progetto nato dal tavolo unico di regia per lo sviluppo e la legalità, nato circa 7-8 anni fa a Caltanissetta, su iniziativa della Confindustria, del nuovo corso di Confindustria, quindi quello che è succeduto a Di Vincenzo e quindi da Antonio Montante, con una serie di enti, province, comuni, camere di commercio, sindacati, associazioni di categoria, inizialmente tutti insieme, poi alcune associazioni di categoria, ad esempio, e anche altri tipi di associazioni non sono state più coinvolte, e loro sono andati avanti da solo. E in questi 7 anni l'unica progetto partorito era questa zona franca per lo sviluppo e la legalità, che è una legge che tra l'altro era stata seguita anche da alcuni parlamentari, come l'onorevole Cardinale, Giorgio Maglio. Questa è stata una cosa anche nella paternità di questa grandissima legge, che per carità è una legge importante, che sostanzialmente ha stanziato 50 milioni di euro
per un territorio delimitato tra le province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, una serie di comuni, e sostanzialmente, perché appunto andandosi a leggere veramente la legge, a studiare la legge, al momento è destinata esclusivamente a quegli imprenditori, artigiani, agricoli, industriali, tutte le categorie, che purtroppo toccati, diciamo, dal racket o dal pizzo, hanno avuto richieste di estorsione, racket o pizzo, denunciano i loro estortori. Nel momento in cui questi estortori vengono rinviati a giudizio, da quel momento in poi loro avranno degli sgravi contributivi e fiscali per un certo periodo di tempo. Fine. Cioè, la legge prevede questo. Però il tavolo unico di regia e gli attori in campo, soprattutto Confindustria, da 1 anno e mezzo, 2 anni, da quando si parla di questa zona franca, che tra parentesi oggi perché mancano regolamenti attuativi e c'è anche un sospetto di diciamo, infrazione delle norme europee della concorrenza rispetto agli altri stati delle regioni obiettivo 1, quindi non è detto nemmeno che poi l'Unione Europea la ratifichi. Praticamente quindi chi ha promosso questa legge invece la comunica all'esterno come una grandissima opportunità per il territorio della zona franca e della provincia di Caltanissetta per far sviluppare nuove imprese, nuovi investimenti, far arrivare imprenditori da fuori, far rinascere il nostro territorio. Purtroppo non è questo, tanto che già 1 anno fa, quando l'assessore Venturi lanciò su tutti i giornali finalmente finanziata la zona franca, andandoci a leggere io e anche altri imprenditori questa legge, ho evidenziato, facendo proprio una lettera al quotidiano della Sicilia, che non era questo. E citai, ho fatto anche un paradosso, mi ricordo, ho scritto una storiella, dico, ma allora per fare nuovi investimenti un imprenditore che viene da fuori provincia, anche un imprenditore del nostro territorio, deve investire i propri soldi, creare l'impresa o ampliare la propria impresa, sperare, tra virgolette, di essere taglieggiato, di avere una richiesta di pizzo bracket e denunciare nel momento in cui il suo estorsore verrà rinviato a giudizio, avrà questi sgravi fiscali e contributivi, proprio ho scritto questo, e finalmente potrà probabilmente anche assumere nuove persone e fare sviluppo. A questa mia lettera già 1 anno fa l'architetto Giuseppe Ippolito, che fa parte, che era il presidente di un'associazione di sviluppo della Gravità, in ogni caso è un progettista legato a Confindustria, a questo tavolo unico di regia per lo sviluppo della Gravità, mi rispose in maniera pesante: si vuole attaccare una legge importante, non è vero, sì, ci sono delle cose da sistemare, dobbiamo fare i regolamenti attuativi. In quel momento stesso noi abbiamo fatto in 100 imprenditori una richiesta ufficiale mandata per email all'assessore del tempo alle attività produttive della regione che emanava questa legge, che era Marco Venturi, ex presidente della piccola industria di Confindustria Caltanissetta e anche di Confindustria Sicilia, nonché presidente del giovane imprenditore di Confindustria Caltanissetta, con una richiesta di incontro per avere dei chiarimenti su questa zona franca realmente che cosa era, che vantaggi avrebbero avuto gli imprenditori che per loro fortuna al momento non erano taglieggiati da racket e pizzo, e in ogni caso, perché già 1 anno fa la crisi internazionale, nazionale e anche regionale che stiamo vivendo pesantissima era in atto, quali strumenti l'assessorato regionale alle attività produttive poteva prevedere per sostenere le aziende in crisi e per aiutare il territorio. A quella mail non c'è stata mai risposta. Io ho tentato per volte l'assessorato, sono riuscito poi a parlare con la segreteria dell'ufficio gabinetto dell'assessorato e mi è stato detto che in quel periodo l'assessore Venturi era molto impegnato, che si sarebbero fatti sentire loro per poi l'appuntamento. Quell'appuntamento non l'abbiamo mai avuto, abbiamo avuto soltanto una risposta sui giornali dove in maniera diciamo più o meno velata l'assessore Venturi, mi ricordo che era il quotidiano di Sicilia, rispose: ma è tutto chiaro, che chiarimenti ci sono bisogno su questa zona franca, la legge è chiara, fine. Dopo 1 anno ecco, perché cosa dicevo? Quindi quando la domenica, poi quando sento nella lettera, cioè nell'intervista al prefetto, il prefetto parla di nuovo, proprio iniziando l'intervista, la zona franca per lo sviluppo della gravità è una grande occasione per nuovi investimenti di imprenditori che vengono a investire nel nostro territorio. E allora su questo punto io ho risposto dicendo non voglio pensare che il prefetto non si legga attentamente le leggi prima di parlarne, però sicuramente era forse poco informato.
E ho ribadito nella mia lettera che la zona franca è quello che ho detto prima al momento, è soltanto quel tipo di legge perché Ha detto tu 7 anni per partorirla, ma ancora non ci sono decreti attuativi, non è stata spesa neanche un centesimo. E c'è poca chiarezza sui criteri, tanto che c'è un'interrogazione parlamentare all'ARS da parte dell'onorevole Giancarlo Cancellieri, che ha fatto proprio a fine luglio un'interrogazione all'attuale assessore alle attività produttive di Indavancheri, alla quale oggi non c'è stata risposta, proprio chiedendo lunghi chiarimenti sui benefici per chi, le modalità, chi stabilirà, cioè non si sa niente, non c'è stata risposta. L'altro punto, poi, dopo questo discorso della zona franca, il prefetto interviene su delle altre opportunità dell'IRSAP, cioè cita come esempio l'IRSAP, che è l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, che è quell'ente con una riforma dell'assessore Venturi sotto il governo Lombardo, perché appunto l'assessore Venturi di pertinenza di Confindustria è stato assessore durante il governo Lombardo, adesso sempre il mondo di Confindustria ha sempre l'assessorato alle attività produttive nel governo Crocetta con l'assessore Linda Vancheri, che era una collaboratrice segretaria, ha lavorato dentro Confindustria Carta Insetta. Ho letto un articolo dove si parlava di blindatura dell'assessorato. Sì, sostanzialmente, ma oramai ne parlano tanti giornali, infatti poi andremo anche nel merito quando andiamo a parlare di un'altra cosa che appunto ha detto il prefetto. E quindi ecco, c'è questo ente IRSAP che è nato da questa riforma che ha praticamente esautorato le ASI, le aree di sviluppo industriali, consorzi che gestivano tutte le aree industriali delle 9 province, più altri 2 territori diciamo macro territori industriali, che per carità aveva ragione l'assessore Venturi, spesso erano dei carrozzoni, nel senso che c'erano delle spese, perché c'erano dei consigli di amministrazione con gettoni di presenza, spesso inutili. Allora ha voluto fare questa riforma di centralizzazione, che però da quando si è attuata dà un nuovo vantaggio per il territorio. Comunque, vabbè, al di là di scendere nel merito di questo discorso dell'IRSAP, il prefetto perché lo cita? Perché l'IRSAP, che tra l'altro è molto discusso in questo momento proprio per le nomine, perché prima, nel momento in cui le aree di sviluppo industriale, i consorsi sono stati chiusi, il governo Lombardo nominò commissario di alcune ASI, tra cui Carta Insetta che Gentenna, Alfonso Cicero. Sul quale adesso geometra all'ispettorato agricoltura e foreste, cioè si è sempre occupato del settore agricoltura e foreste, è impiegato della regione, l'ispettorato prossimo un anno anche commissario al consorzio del Salito, di bonifica del fiume Salito. Figlio dell'onorevole Nino Cicero, esatto, che è stato molto vicino a Cuffaro ai tempi, poi quando è iniziata questa rivoluzione, tra virgolette, per la legalità degli imprenditori di Confindustria, che dichiaravano di espellere tutti gli imprenditori che pagavano il pizzo o non denunciavano, e lui ha iniziato a elogiare questo gruppo di imprenditori e si è avvicinato a questo gruppo, e quindi poi, diciamo, questa vicinanza gli ha garantito anche questa norma. Dicevo che è stato commissario delle ASI Cicero, dopodiché è stato nominato da Lombardo e poi da Crocetto è stato nominato presidente di questo IRSAP. Ci sono dei ricorsi pendenti da Agrigento, dei ricorsi al TAR, l'ex assessore Arnao. Io ho detto anche geometra perché ho letto che non avrebbe i titoli. Non avrebbe i titoli, il curriculum. Poi il presidente della regione Crocetta ha risolto questo problema della nomina proprio di presidente, uscendo poi dal cappello la soluzione, dal cilindro, che è quella che, essendo un dipendente regionale, non è soggetto alla votazione di una commissione del Parlamento regionale, e ci sono questi ricorsi. Perché la legge popolare c'è stato un voto dell'Assemblea perché unanime, cioè quasi totalità, a parte alcuni appunto del PD, che hanno praticamente bocciato queste nomine fatte direttamente da Crocetta. Poi vi ho trovato questa soluzione, questa nomina ha risolto il problema. Invece per quanto riguarda i componenti del Consiglio di amministrazione, anche lì c'è tutta una situazione, perché sono state fatte direttamente dal Presidente della Regione, dall'assessore Rancheri, mentre era in corso una proposta di modifica della legge delle nomine nella Commissione, quindi sono stati problemi istituzionali.
Però tornando sempre all'argomento della lettera del prefetto, cioè l'ISTAT nel frattempo cosa ha deciso? Di decentrare e di localizzare a Caltanissetta, presso l'ex consorziato di Caltanissetta, questo ufficio operativo regionale dell'Istituto regionale dello sviluppo e attività produttive. E questa attività è stata elogiata da alcuni, a Caltanissetta dal Presidente del Consiglio Comunale Zummo, dal segretario provinciale del PD Gallè, più o meno basta, ci sono stati altri elogi, e come un'opportunità per il nostro territorio, perché l'ufficio regionale a Caltanissetta avrebbe dato sviluppo. Il prefetto prende spunto da questo trasferimento, almeno temporaneo, post-ora, di ufficio dell'Istat a Caltanissetta, per dire prendiamo come potrebbero decentrare tutti gli uffici regionali a Caltanissetta, creando così sviluppo, perché gli imprenditori o le persone che devono andare a Palermo, che normalmente vanno a Palermo, quindi la Messina, Ragusa, Siracusa, Catania, invece andando al centro Sicilia, quindi sfruttando la centralità geografica, risparmierebbero tempo, e Caltanissetta potrebbe averne benefici, perché si potrebbero creare nuove strutture di ospitalità, posti di lavoro attraverso Avevo lanciata questa cosa, se ti ricordi, qualche anno fa mi hanno dato la prima pagina sulle croniche di Caltanissetta, dove noi, insieme a un altro movimento politico, avevamo proposto di spostare a modo di provocazione l'idea era quella di portare gli uffici, alcuni, quantomeno qualche ufficio regionale. Per carità, l'idea può anche essere valida, cioè bisogna vedere, perché ci sono altri territori come Enna, che diceva perché qui e non Enna, che è ancora centrale quando Caltanissetta. Ma in ogni caso, vabbè, può essere che può dare un aiuto, ma sicuramente non è la soluzione. Non è quella la soluzione. Comunque io nella mia lettera, poi a commento a questa nota del prefetto, sono intervenuto perché il prefetto, dopo aver citato questo esempio, e dire quindi si potrebbe prendere esempio dalla decentralizzazione dell'ufficio ISTAT per decentrare tutti gli uffici regionali, a quel punto elogia due personaggi, nel senso cita il presidente della regione Rosario Crocetta e il presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante, due personaggi, due personalità del nostro territorio, della provincia di Caltanissetta, di Gela Crocetta, di Serrano Falco Montante, come persone che possono portare avanti questa idea, questo progetto, perché in questi anni hanno dimostrato di fare funzione. A quel punto a me è venuto un modo, perché dico, può essere che una figura istituzionale come il prefetto, rappresentante del governo, che dovrebbe essere super partes, va a fare un elogio di due personalità, uno politico e un altro in questi ultimi mesi molto discusso, perché è entrato in politica, non lo dico io, e appunto nella mia ho citato, dico, ma il prefetto, dico, ha letto gli ultimi articoli usciti nelle ultime settimane in maniera trasversale, perché parliamo di Pietrangelo Buttafuoco sul Foglio, parliamo del Corriere della Sera, parliamo di Walter Rizzo sul Fatto Quotidiano, dove si mette in discussione questo duopolio che in questo momento sta dominando la Sicilia, perché l'alleanza tra Crocetta e Montante, se chi ha letto i giornali regionali ma anche appunto nazionali, si vede questa anomalia dove c'è un'associazione datoriale come Confindustria, che anche nel nostro territorio rappresenta pochissime aziende, per quanto alcune con un grosso fatturato, perché l'ENI a Gela, che è un'azienda ovviamente nazionale e internazionale, con la privatizzazione poi aderisce localmente alle territoriali della Confindustria della provincia di Caltanissetta, così come le Ferrovie dello Stato, le Poste Italiane o l'Enel, e quindi vabbè, certo hanno determinati fatturati, ma non sono aziende locali. E quindi rispetto agli altri comparti dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, parlo anche della provincia di Caltanissetta, che hanno un numero notevolmente superiore di associati, però ecco, Confindustria va a determinare come se è l'unico interlocutore del mondo datoriale, del mondo imprenditoriale, con il quale la politica deve parlare. E quindi io ho detto, ma il prefetto ha letto, cioè quando ci sono due personaggi così discussi, perché in questi articoli poi chi li vuole andare a leggere si parla proprio di questo duopolio, dove per carità nulla vieta ad un'associazione datoriale di intervenire sulla politica proprio per perorare il miglioramento delle condizioni di svolgimento delle attività imprenditoriali, ma ci sono molti dubbi, perché viene fatto proprio delle lobby per interessi di pochi in vari settori. Si parla del settore dei trasporti, si parla del settore immobiliare, si parla del settore dei rifiuti, acqua, rifiuti, cioè basta andare a leggere e farsi
un'idea di tutte le notizie uscite anche soprattutto anche su siti di informazione regionale come Live Sicilia, che smascherano un po' questi interessi che non vanno proprio per tutta la collettività, ma vanno proprio su alcuni settori anche su poche aziende di amici e amici degli amici. E quindi ho semplicemente detto che forse era poco opportuno l'intervento del prefetto a elogiare due persone che in questo momento sono molto discusse. L'ultimo punto sul quale io poi sono intervenuto nell'intervista del prefetto, perché il prefetto veniva anche nei sottotitoli e poi all'interno dell'articolo, dice quello che manca nel territorio della provincia di Caltanissetta e quindi bisogna avere questa voglia del fare, quindi quasi dicendo che ci sono queste persone che hanno voglia di fare e ci sono tante altre che non hanno voglia di fare. Questo è un reflusso dell'unificazione, ci ha lasciato l'unificazione italiana. Sì, come sei siciliani. Siamo... Allora, io dico che io lavoro da circa 26 anni nel mondo della comunicazione, marketing e della pubblicità. Per questo ho avuto a che fare in tutti questi anni con tantissimi imprenditori di tutti i settori, artigiani, dell'agricoltura, e soprattutto in questi ultimi anni io sono stato e sono a contatto con tanti giovani, meno giovani, imprenditori, ma non solo, parlo anche di semplici impiegati, professionisti, cittadini, che invece hanno voglia di fare e stanno cercando di fare, ognuno nel proprio ambito lavorativo, di fare seriamente il proprio lavoro, di dare il proprio contributo per far rinascere questo territorio, con tante difficoltà. E nella mia lettera, proprio citavo alla fine della lettera, forse il prefetto è arrivato qui da circa 18 mesi, ancora non conosce bene il nostro territorio, ha parlato soltanto con alcune persone, però queste persone, pur con la lontananza spesso di alcune istituzioni e soprattutto delle istituzioni preposte allo sviluppo economico del territorio, lavorano, vanno fuori. Proprio ieri leggevo sulla Sicilia come due giovani imprenditori di San Cataldo, Luca Cammarata e la moglie Aldina Vetri, da oggi fino a martedì sono al Sana, il più importante salone dell'alimentazione biologica, perché da circa 10 anni hanno un'attività che io ho seguito proprio da vicino anche con Slow Food, fanno prodotti di qualità, un allevamento. Ma come loro ci sono tanti altri giovani agricoltori che stanno lavorando nella terra, piano piano, in silenzio, e hanno voglia di fare con tante difficoltà appunto che ci sono. Quindi, signor prefetto, dico, non è vero che manca la voglia di fare, ci sono tante persone che hanno voglia di fare, anzi vanno aiutate. Questa è stata la mia lettera. A questa lettera poi, dopo qualche giorno, che è stata pubblicata il 14 agosto, nella vigilia per agosto, non molti probabilmente l'hanno letto, però tornati dalle vacanze ci sono state delle reazioni molto forti da parte dell'architetto Giuseppe Ippolito, con attacchi anche personali, come se io mi ero scagliato contro chi in questo momento sta facendo le battaglie contro la mafia, per la legalità, citando e mettendo in campo il ministro Cancellieri, il presidente del Senato, ex procuratore generale antimafia Grasso, il procuratore Scarpinato, il procuratore Lari. Perché nel passato queste persone avevano citato in alcuni loro interventi pubblici Caltanissetta come esempio per la rivoluzione, per la legalità, sempre per quel processo che avvenne a Caltanissetta dopo alcuni minacce ricevute da esponenti convindustriali nella sede Confindustria, direttamente nelle loro case, con scritte minatorie o buste con proiettili ricevute di minacce, e dal quale partì questo codice etico di Confindustria. Da Caltanissetta poi è stato allargato a tutta la Sicilia e a tutta Italia, che chi non denunciava il pizzo di racket veniva espulso dall'associazione datoriale. Ma io non mi sono scagliato contro queste persone, ho semplicemente posto dei dubbi. Anche questa è una tecnica, tu fai comunicazione, una tecnica di comunicazione per dire che sono persone, quindi tu ti smentiscono, quindi è come se tu smentissi loro. Sì, cioè come se mi metto contro questa maniera, assolutamente non ho citato nella mia lettera queste persone, ho semplicemente fatto un'osservazione sul prefetto, cioè quindi è proprio una tecnica a seguire dell'architetto Ippolito. Poi c'è stato subito dopo quello di Maria Grazia Bonura, ex consigliere provinciale, molto PD, adesso mi pare col megafono. Sì, ex PD, adesso portavoce del megafono di Rosario Crocetta. E poi ancora a seguire quella dell'ex onorevole Angelo Romaglia, ex segretario cittadino nominato fresco nominato direttore del CEFAS, ma ancora
convinto di insediarsi perché c'è un ricorso. Da parte dell'ex onorevole pure lui riporta, mi sembra. Sì, vengono ricorsi. No, una cosa interessante è stata quella poi che a seguire già della mia lettera, prima ancora delle polemiche nate dall'architetto Ippolito, io andando per strada, andando in banca, incontravo persone che mi facevano i complimenti, mi dicevano hai avuto coraggio, e io rimanevo stupito. Coraggio, sono cose che dovremmo dire tutti, si dovrebbero dire, ma c'è timore di dire. E questa stessa situazione mi era successa un anno prima, quando avevo mandato quella lettera al quotidiano della Sicilia sulla zona franca, quindi su quello che non era la zona franca. Vabbè, io so che questa volta davanti a questi commenti ho ricevuto telefonate anche di esponenti politici contrari a questo movimento, ma semplicemente perché sono stati esautorati, quindi anche lì io so che con la mia lettera ho prestato anche il fianco a chi ce l'ha con questo gruppo di persone soltanto perché ha perso del potere. Ma io ho detto semplicemente che il mio non è stato coraggio, il mio è stato anzi il dovere di ogni cittadino che sa delle cose, ha delle opinioni e le esprime liberamente, pur se sono in contrasto con quelle espresse da un'autorità come può essere il prefetto. Niente di più, ed è quello che dovremmo fare tutti, per cui questi complimenti, questa solidarietà, questo dirmi hai avuto coraggio, a dire la verità mi hanno più che fatto piacere, a volte anche infastidito, perché è una cosa che ho detto, ognuno è libero ovviamente di dire o non dire niente, poi dico vabbè, se hai delle tue opinioni, se hai anche delle opinioni anche diverse dalle mie, ma dille, mettici la faccia, invece no, molti, ma sai, io non posso, ho timore, chi ha l'attività imprenditoriale, ho paura, ma paura di che cosa? Allora se c'è questo clima di paura, cioè, ma in che situazione siamo? Paura di che cosa? Di possibili ritorsioni? Di possibili ritorsioni, ma allora ritorniamo in un clima, cioè in alcuni passaggi delle varie lettere ho letto questa cosa che c'è questa antitesi tra mafia e antimafia, per cui se non sei con l'antimafia allora automaticamente sei un mafioso, non si può criticare l'antimafia perché altrimenti sei tacciato di mafiosità. Ma io, guarda, tra l'altro conosco molto bene i personaggi in campo perché io sono stato dentro Assindustria sin dal 1988-89, quando era presidente dei giovani imprenditori Francesco Rosario Averna. Gli attuali vertici di Confindustria, quindi parlo di Antonello Montante, di Marco Venturi, ricordo anche Massimo Romano, sono entrati dentro Assindustria sollecitati da me, cioè io ai tempi conoscevano, erano anche i miei clienti, io ero già dentro Assindustria nel gruppo giovani, ho detto ma perché non entrate? Io ancora conoscevo queste persone, non avevo capito anche molti meccanismi, in maniera proprio sincera, dico entriamo dentro l'associazione e vediamo di dare un contributo dentro l'associazione come giovani. E loro inizialmente mi hanno detto no, ma che venga a perdere tempo lì, non mi interessa. Poi invece forse avranno riflettuto, avranno conosciuto un poco meglio quello che poteva essere l'associazione e hanno deciso di entrare, forse anche perché hanno capito il meccanismo o determinati meccanismi hanno pensato che poteva essere utile. Non soltanto per troppo bene. Esatto, anche per i loro ovviamente interessi, le loro attività. E io sono stato sempre dentro, ho supportato anche queste persone all'inizio nelle attività di comunicazione, nelle idee. Poi loro ovviamente ci hanno preso gusto, hanno capito il meccanismo come poteva essere utile e devo dire che il presidente Antonello Montante dei giovani imprenditori, quando appunto Di Vincenzo, perché era il presidente precedente che poi ha avuto delle vicende giudiziarie e quindi capì che appunto Di Vincenzo aveva problemi, Di Vincenzo con il quale lui ovviamente dialogava in qualità di presidente dei giovani imprenditori di Assindustria per discutere su eventuali deleghe nei vari enti dove Assindustria aveva dei delegati, cioè doveva nominare delegati, parlo di INPS, uffici del lavoro, vari organismi del territorio dove con l'associazione datoriale Assindustria aveva dei rappresentanti e quindi contattava, no, guarda, è bene che ci vada un giovane. Poi ovviamente nel momento in cui Di Vincenzo è caduto in disgrazia per le sue vicende giudiziarie, giuste perché i tribunali stanno dibattendo nei vari gradi di processo, e ovviamente aveva un progetto
che lui mi rivelò, cioè nel senso, un giorno mi convocò e mi disse: ma tu non vuoi partecipare a questo nostro progetto, nostro, perché era suo il progetto e di qualche amico che lo collaborava, di conquistare la Confindustria, di conquistare e prenderci l'ASI, l'area di sviluppo industriale, la Caltanissetta SCPA, quel consorzio, quell'ente che ora non esiste più, che gestì il patto territoriale di Caltanissetta, la Camera di Commercio, e se ci riusciremo un giorno anche a esprimere un sindaco della nostra città, del territorio. Io non capii la finalità di quel progetto, sinceramente per il beneficio del territorio, fatto da pochi senza condivisione, dissi no, e quindi poi sono anche uscito fuori da Assindustria, perché ricordo proprio un'assemblea dove tentai di intervenire per dire la mia sulle università che l'Assindustria, dove già Montante era diventato presidente dopo l'uscita di Vincenzo, fui zittito, cioè non mi è stato dato la possibilità di parlare. Da quel momento in poi io, e non solo io, c'è stata l'uscita di molti associati da Assindustria, andai via, mi associai a un'altra associazione, la CNA, e come me tanti altri sono andati via. Ma siamo andati via appunto non perché siamo stati esautorati, perché pagavamo più, io non ho mai avuto richieste, non ho mai pagato il pizzo a nessuno, ma semplicemente perché non ci sentivamo più rappresentati e riconosciuti dall'associazione. E tra parentesi, a proposito di questa anche famosa rivoluzione, più persone hanno chiesto anche pubblicamente, anche nelle colonne dei giornali della Sicilia, di sapere quali aziende del territorio di Caltanissetta erano state esautorate perché non avevano denunciato di pagare il pizzo, e non sono mai state dette quali sono queste aziende. Quindi sinceramente questa rivoluzione potrebbe... Quindi non si sa neanche se sono state esaurate o meno dell'azienda. Esatto. Anzi, risulta che ci sono delle aziende che pagavano, che poi sono state scoperte grazie alle intercettazioni, e basta andarsi a leggere negli archivi del Quotidiano della Sicilia le dichiarazioni del pubblico ministero del Tribunale di Caltanissetta, Luciani, dove al processo per delationem, ripeto, sono articoli del giornale, diceva: ma dove sta questa grande collaborazione degli imprenditori, delle denunce? Se non fosse per le intercettazioni o qualche pentito che ha detto sì, quello ci pagava il pizzo, non avrebbero mai confessato, che poi davanti alle intercettazioni alcuni imprenditori hanno confessato, e alcuni di questi imprenditori erano e sono attualmente associati con Confindustria. Che poi si sia fatto passare che invece sono stati pentiti e hanno denunciato, questo non lo so. E attualmente sono dentro Confindustria, sono dei grossi esponenti di Confindustria, quindi ci vorrebbe molta chiarezza. Già c'è difficoltà, come dicevi prima, ad esprimere le proprie opinioni da parte delle persone comuni, perché hanno paura, non si sa bene di cosa. Ma a tal proposito, di qualche giorno fa è anche l'uscita su tutti i quotidiani, insomma, del presidente Confindustria di Trapani, sì, Gregori, buongiorno. Sì, buongiorno, che ha confessato dopo, non so, 8 anni, perché dal 2005 che pagava il pizzo, e dico, come la interpretiamo? Come la interpretiamo? Lui ha subito detto che adesso c'era un clima favorevole, grazie anche appunto all'azione di Confindustria, quindi si è sentito incoraggiato a denunciare. Ma il giorno dopo, se andate a leggere il sito Link Sicilia, www.linksicilia.it, è andato a scorrere, è stato pubblicato ieri mattina, c'è un articolo di questo sito informativo che parla proprio, svela un po' alcune retroscene, e quindi mette un poco in discussione la portata di questa denuncia, perché un giornalista trapanese, Criscenti, che conosce bene molto le vicende di quel territorio trapanese, svela come il padre di questo Gregori Buongiorno, che è il presidente di Confindustria di Trapani, fu ucciso tanti anni fa proprio per un regolamento di conti della mafia, che appunto pagavano il pizzo da tanti e tanti anni. E quindi perché ovviamente subito dopo a questa notizia sono uscite fuori Ivan Nobel, l'ex presidente della Confindustria, adesso non
giunta nazionale di Alto Montano di Comunità Sicilia, questo è il nuovo corso, eccetera. Ovviamente mediaticamente c'è il sospetto che un po' sia tutto un poco architettato ad orologio, perché in questo momento appunto ci sono molte voci contrarie, polemiche, molti dubbi su questa vera portata di rinnovamento. Comunque Ubaldo, io non vorrei che centrassimo poi tutta la trasmissione solo su questa vicenda, perché ovviamente potrebbe anche sembrare come se io, e come me tra l'altro ci sono tanti altri imprenditori, abbiamo fatto una richiesta di incontro al prefetto proprio per avere chiarito meglio la portata della zona franca, anche tutto questo stato di crisi, che cosa può fare il governo regionale, gli attori in campo. No, vorrei anche, se a te ti va, di parlare un po' anche di proposte, perché io non sono un uomo e come me tanti altri di stare lì a criticare, appunto come dicono poi loro, si vuole criticare solo gli altri. No, il problema è che queste persone che in questo momento stanno condizionando per i posti ovviamente di governo e di gestione del territorio che hanno, stanno condizionando in maniera pesante la politica, l'economia del territorio, non solo provinciale ma della Sicilia. Non c'è possibilità di confronto, perché noi chiediamo appuntamenti, non c'è coinvolgimento se non soltanto di quelle associazioni, di quegli enti, quei 4 che ovviamente sono gli affari signor sì, diciamo, senza essere voce critiche. Cioè, sostanzialmente, come mi dicevi prima, insomma, di iniziare la trasmissione, non c'è sviluppo, ma neanche tu vuoi parlare di sviluppo, come dicevi, io voglio parlare di rinascita. Sì, vabbè, io per le mie idee, un po' alle quali mi sono appassionato negli ultimi anni, che derivano dalle riflessioni di pensatori come il sociologo Edgar Morin, come il sociologo Latouche. Si parla un po' di decrescita. La parola sviluppo in un mondo finito penso che sia una parola che non si può più usare, quindi dobbiamo pensare alla sostenibilità che il mondo con la sua finitezza delle risorse naturali e ambientali può avere, e la crisi internazionale che stiamo vivendo in questi anni ne è una dimostrazione. Stiamo andando a sbattere contro un muro senza rendercene conto, quindi preferisco parlare più di rinascita, perché la Sicilia, riferendoci poi al nostro territorio, la Sicilia ma anche la nostra provincia, è una terra bellissima, ricchissima di risorse naturali, ambientali, storiche, le dominazioni che abbiamo avuto, che probabilmente sono anche una connotazione diciamo, del carattere dei siciliani, che sono stati sempre un popolo dominato dai romani, greci, arabi, 16 mi sembra. Esatto. Ci hanno un poco modellato come carattere, a volte un po' remissivo, cioè abituati a essere governati da altri o avere gli stimoli dagli altri, anche se non è vero, perché c'è la voglia di intraprendere, anche di fare, come dicevo prima. E quindi abbiamo però un patrimonio che non siamo riusciti in questi anni ancora a sfruttare bene. Quindi io preferisco parlare di rinascita di questo nostro territorio, e quindi più di crescita, di decrescita, però di valorizzazione su nuovi anche concetti, su nuovi valori, un nuovo umanesimo, come le dice Edgar Morin. C'è bisogno a livello globale, e quindi penso anche a livello del nostro territorio. E in questo senso, se vogliamo appunto iniziare a parlare di questo, parlando proprio del territorio della Sicilia, ma soprattutto del centro Sicilia, anche della provincia di Caltanissetta, le risorse che noi abbiamo sono appunto l'ambiente, questo ambiente ancora incontaminato, diciamo, le testimonianze storiche, archeologiche lasciate dai greci, dai romani, dai sicani, le riserve naturali quindi ambientali, i castelli, che puntando appunto su un turismo culturale legato anche all'enogastronomia, all'agricoltura e all'ambiente, e a un artigianato diffuso nel territorio, che già in parte c'è, che si può sviluppare di più, potrebbero essere le vere risorse del territorio. E quindi puntare su tutt'altro, su quello su cui si è puntato ad esempio negli anni 60, col sogno, il miraggio della chimica, che a Gela, parlando del nostro territorio, ma anche a Milazzo, ad Augusta, hanno devastato territori e adesso è in crisi, al di là che, perché anche nell'intervista che il prefetto ha fatto, riprendendo sostanzialmente tutti i temi lanciati da Confindustria, da Fensetta, da Antonello Montante, questa è una cosa costona, ha parlato pure dell'ENI che è in crisi da diversi anni,
perché il petrolio, a parte è una risorsa finita, ma anche la crisi col caro benzina, la mobilità, si vendono molto meno auto, si consuma meno benzina perché le persone non hanno più soldi per mettere benzina, ci sono un sacco di macchine che si stanno fermando perché le famiglie o le persone non hanno i soldi per pagare le assicurazioni, per riparare le macchine, per comprare nuove macchine. E quindi andrà in crisi. Parliamo in Olanda, in altre parti del mondo si fa il car sharing, si utilizzano di più i mezzi pubblici con le energie alternative, e quindi si vendono meno macchine. Il metano, che in questa trasmissione a tutti comunque politici, onorevoli che sono arrivati, abbiamo fatto la richiesta ormai al Caltanissetta, non abbiamo solo un distributore di metano per la trattazione che si trova a Gela. Certo. Dico, abbiamo i gasdotti. E invece qua ci troviamo che, vabbè, l'ENI, che tra l'altro hanno vantato sia Crocetta che poi il Presidente di Confindustria Sicilia, di avere, l'ENI andrà a investire 700 milioni di euro, scusate, sullo stabilimento di Gela per rinnovarlo e per andare verso la benzina verde. Sì, per carità, non sono fondi privati, non sono fondi di regione, quindi vabbè, il Presidente della regione si va bene. Ma non è un investimento nel medio-lungo termine che considera appunto quello che sono gli scenari a livello internazionale, mondiale, che si prefigurano. Quindi se dobbiamo pensare a un futuro a medio-lungo termine, pensiamo veramente alle nostre risorse, perché poi appunto l'ENI a Gela ha devastato un territorio bellissimo, sia come coste sia come testimonianze archeologiche che ci sono. Gela veramente ha delle testimonianze, un bel museo, le mura Piemonte. Invece ancora parliamo di chimica, cioè di petrolio. Ma il nostro petrolio, la nostra energia possono essere quella che appunto dicevo prima, dobbiamo puntare su quello. E poi pensiamo anche alla storia degli ultimi 10-20 anni, appunto la contrattazione negoziati, i finanziamenti dei bandi europei, le leggi 488, a parte alcuni singoli casi dove sono serviti veramente a delle aziende che già avevano un loro mercato e l'hanno consolidato, e questo bene. Io posso citare esempi anche per dire la Sidercem di Marco Venturi, esponente appunto di Confindustria, è stato assessore regionale, è un'azienda che conosco bene, una bellissima azienda, leader in Sicilia, che anche grazie ai finanziamenti della 488 ha consolidato. Ma purtroppo ci sono stati tanti altri esempi di aziende nate per sfruttare questi finanziamenti che dopo 2, 3, 4 anni hanno chiuso, hanno licenziato, ci sono stati scandali, e prendiamo ad esempio proprio del nostro territorio a Riesi Maglierie, imprenditore del territorio ma che era al nord, lavorava con Benetton a Treviso, ha sfruttato i finanziamenti della 488, ha illuso centinaia di giovani nel territorio del centro Sicilia, a Riesi, di fare famiglia, quindi mettersi debiti, mutui, e dopo 2 anni ha licenziato tutti. E siamo in un territorio altamente vocato per l'agricoltura, perché in quel territorio si fa un ottimo melo d'avola, quindi i vigneti che poi mosti che vengono comprati dalle migliori aziende vinicole siciliane, parlo di Planeta, parlo di Corvo, per tagliare i loro vini proprio per la qualità di quelle uve. E nelle campagne lì gli imprenditori agricoli sono costretti a far lavorare, se non ci fossero gli immigrati, praticamente loro potrebbero chiudere, perché i giovani sono stati illusi da questo tipo di industria, perché purtroppo c'è anche una cultura, c'è stata anche, se proprio mentre venivo stamattina in macchina sentivo i dati della Coldiretti, che nel settore dell'agricoltura stanno aumentando sempre di più i giovani che vanno a lavorare la terra, e quindi non utilizzare quello che era la risorsa del nostro territorio. E poi sempre per fare degli esempi di sviluppo mancato industriale, sempre con i finanziamenti, col contratto d'area di Gela, Zappalà, imprenditore siciliano del catanese nel settore lattiero caseario, è venuto a fare un mega stabilimento nell'area industriale di Brutera, doveva trasformare i prodotti orticoli, carciofoli di Sceglie, la piana di Gela, e poi fare una filiera sull'allevamento di carni bianche, conigli, eccetera. Dopo 2 anni ha messo più in cassa integrazione, oramai finito tutto. Andiamo a Caltanissetta, abbiamo avuto gli scandali della fabbrica di caramelle, sempre con un finanziamento, l'Agem che era col patto territoriale, legge 488, la tipografia, e adesso sotto il commissario liquidatore. Quindi la grande industria, il grande non ha funzionato e non può funzionare nel nostro territorio. Allora, quello che io penso, insieme ad altre persone che adesso ovviamente condiviso,
è quello di aiutare la piccola e microimpresa, a volte anche familiare, nel settore dell'agricoltura e dell'artigianato, a rete, messi in rete, quindi condivisione, rete di imprese, e su questi settori possiamo puntare. E gli esempi ci sono. Io sto seguendo, al momento sono circa 12 piccoli imprenditori dell'agroalimentare, appunto Luca Cammarata, il Forno Santa Rita, il Torronificio Geraci, le aromatiche di Giraffe Ambussomeri e Santa Caterina, sono tutte piccole aziende familiari, marito e moglie, a volte con i figli, allevatori di formaggi, di Calzi che con la sua famiglia nel territorio di Delia alleva le capre e con i suoi formaggi derivati dal latte delle capre li vende in tutta la Sicilia, anche in migliori ristoranti della Sicilia. Allora, gente, tornando alla voglia del fare, che giornalmente lavora la notte, di giorno va a distribuire i propri prodotti, si gira ai mercati della Sicilia. Ci sono queste realtà, vanno semplicemente aiutate e vanno diffuse come esempi. Cioè, abbiamo ad esempio appunto Maurizio Spinello, che è originario di San Cataldo, del Forno Santa Rita, Sì. senza aver fatto nessun investimento di comunicazione, semplicemente perché delle persone sono andate lì, abbiamo aiutato anche in tanti, anche come Slow Food, la SOAT dell'assessore agricoltura e foreste, il dottore Lunetta, a farlo conoscere un po' in territorio siciliano, è andato frequenta le fiere biologiche di Palermo, di Messina, di Catania, ha conosciuto un giornalista a Palermo durante una fiera, si è innamorata di questa attività, è andata a visitare il Borgo Santa Rita, che è in provincia di Caltanissetta vicino San Martino, ma abitato soprattutto da San Catardesi, pochi, perché 10-15 persone, tra cui Maurizio Spinello, che con suo padre e sua madre porta avanti questo forno. È andata a visitarlo, è rimasta stupita dalla bontà del suo pane, fatto con grani siciliani, nel forno a legna, con un grande sacrificio, perché lui rispetto agli altri panificatori inizia a lavorare alle 8 di sera, alle 20, mentre gli altri panificatori iniziano alle 2, alle 3 del mattino, perché usano miglioratori, eccetera. Invece la lievitazione naturale ci vuole più tempo. Ha fatto un articolo che è uscito un lunedì alcuni mesi fa sulla Stampa di Torino, a tutte pagine, il re dei panificatori nel borgo fantasma. Da quell'articolo uscito è scaturita tutta un'attività di comunicazione proprio a catena, perché è stato fatto il servizio a Rai Sicilia su TGR, uno mattina lo ha invitato a Roma in una trasmissione, e ora ha scritto l'Antifire, e adesso lui ha richieste da tutta la Sicilia, perché non fa soltanto il pane, ma anche prodotti da forno. Cioè, questo è un esempio, e lei mantiene un'umiltà, Maurizio, invidiabile, che il giorno dopo che era stato alla Rai a Roma, intervistato una mattina, l'ho chiamato ed era sul trattore, perché poi ha dei terreni lì vicino Santa Rita, le mandorle, fa l'olio. Ecco, sono piccoli esempi, e questi produttori stanno iniziando a lavorare a rete tra di loro, si collaborano. La cooperazione, che da noi La cooperazione, una quindi chi va a fare i prodotti da forno da lui, che ha le coltivazioni di grano, e poi va a farsi dei prodotti da forno da lui. Cioè, il futuro è lì, secondo me, il futuro è lì, ma c'è pochissima attenzione da parte degli enti preposti, e quindi dalle persone che in questo momento dirigono questi enti verso questo settore. Solitamente quando si tratta di finanziamenti pubblici parliamo sempre di clientele, parliamo di studi e di progetti su come fare in modo di... Insomma. Sì, guarda, purtroppo tra l'altro ecco, cosa succede? Che chi appunto in questo momento governa questo territorio, parlo appunto della Camera di Commercio, questo gruppo diciamo, territoriale, queste 3-4 persone che stanno condizionando, hanno fatto di tutto e al momento ci sono riusciti per diciamo, bloccare, nel senso mettere uomini di fiducia in quegli enti che in questo momento gestiscono i flussi di finanziamenti della Comunità Europea e della Regione, anche nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e del turismo. Parlo del GAL, del Seno, parlo del distretto turistico delle miniere che è sorto, e quindi condizionano, ovviamente, controllano dove, come e quando, basta andare a vedere poi appunto le aziende finanziarie, per carità sono tutte cose pubbliche, però in questo momento stanno condizionando e controllando. Però, ripeto, i piccoli imprenditori fanno la loro strada, continuano a lavorare giornalmente. Ecco, diciamo che ci vorrebbe una maggiore vicinanza
di questi enti preposti allo sviluppo del territorio. Abbiamo detto, per concludere, abbiamo sforato Sì. di parecchio. La tua critica alla fine verteva sulla mancanza di progettualità e di opportunità offerte alla nervatura dell'economia nostra siciliana, ma anche l'economia italiana. Si parla di piccola e media impresa, ma forse qua da noi si parla proprio piccolissima e piccola impresa. Non ci sono progetti seri per usare il tuo termine, di rinascita, progetti che possono andare a beneficio della collettività. Per chiudere, volevi aggiungere qualcosa No, vabbè, volevo chiudere appunto con nonostante tutto, diciamo, questo panorama non molto incoraggiante, ripeto, ci sono tante persone che hanno voglia di fare, e io nel mio piccolo sto cercando di impegnarmi in maniera tra parentesi molto gratuita, anche se ovviamente sono un imprenditore in crisi anche nel settore della comunicazione, perché con la crisi che c'è anche il settore della comunicazione ovviamente ne sta risentendo, però sto lavorando proprio, appunto, come dicevo prima, con questi produttori che mi hanno chiesto di aiutarli e supportarli nell'attività di promozione, commercializzazione. Stiamo ipotizzando una rete di imprese, proprio in questi giorni stiamo lavorando insieme, grazie ad esempio a un imprenditore che è Salvatore Rancheri, del caffè Rancheri, che è stato anche qui in trasmissione. che lui già da 2 anni distribuisce in Corea il suo caffè, e tramite il suo distributore in Corea abbiamo già spedito una campionatura di questi 12 produttori per vedere, sembra che ci sia interesse, già c'è un grande interesse per l'olio extravergine d'oliva, proprio del produttore anche di San Cataldo e altri prodotti. Stiamo provando adesso con dei contatti in Inghilterra, a Londra, proveremo a Bruxelles, e quindi già questo è un qualcosa di importante, si sta utilizzando appunto la rete di imprese. E poi è nato anche un altro progetto che piano piano sta crescendo, puntato sul turismo, che coinvolgerà anche la gastronomia, che è quello della rete museale, culturale e ambientale del Centro Sicilia. È un'idea che è nata, diciamo, su spinta del movimento Intesa Civica Solidale, ma che poi è diventata del territorio, perché Intesa Civica aveva chiamato attorno a sé diciamo, una serie di persone, i direttori dei musei e di altre strutture del turismo della provincia. È nata questa associazione a marzo che ha l'obiettivo di valorizzare il territorio del Centro Sicilia per fare attività anche di incoming turistico, e soprattutto uno dei compiti che avrà è quello di far innamorare di più gli abitanti di questo territorio appunto a quello che è la nostra terra, perché purtroppo in molti ancora lo sconoscono e in molti dicono ma non c'è niente nella nostra terra, e non è vero, perché abbiamo tanto, semplicemente dobbiamo crederci di più noi, che penso sia capitato a molti, a me è capitato molte volte. Ogni volta che vengono delle persone da fuori, degli ospiti, e li guidi a vedere alcune delle nostre aree archeologiche, i nostri castelli, delle nostre riserve naturali, rimangono stupiti, ma anche dei nostri centri storici, seppur a volte degradati, ma dove si legge ancora un tessuto molto interessante. Quindi prima di tutto dobbiamo crederci noi, e poi riuscire, e non ci vorrà molto, a farlo conoscere all'esterno e fare appunto attività turistica. Noi ci stiamo tentando e speriamo che questa base si allarghi. Non mancano le idee, non manca la voglia di fare, al di là di quello che se ne dice. Manca a questo punto solo il supporto da parte delle istituzioni di venire in aiuto di quei giovani, insomma, di quelle imprese volenterose che vogliono veramente e credono nel rilancio del nostro territorio. Siamo arrivati alla fine, io ringrazio l'architetto Pasquale Grazie a te, Tornatore, grazie a voi, a Radio Amore, per avermi dato l'opportunità. Ringrazio i nostri radioascoltatori. Ricordo che, non l'ho detto all'inizio, una dimenticanza, che la puntata è andata in diretta streaming sul nostro canale YouTube Radio Amore San Cataldo. Chi vuole può andare a riascoltarla e anche a vederci e vedere anche l'architetto in video. Rinnovo l'appuntamento per sabato prossimo e vi lascio adesso sempre in compagnia di Radio Amore San Cataldo. Abbiamo fatto forse un 3/4 d'ora, un po' di più. Sì.